Quest'anno abbiamo fatto questo investimento in sicurezza, andando ad ampliare quello che è diciamo, il sistema di videosorveglianza comunale, quindi aggiungendo alcune telecamere, ma soprattutto andando a innovare la centrale operativa. Diciamo, questo è il risultato di quello che si vede poi naturalmente il cuore della centrale nella sala server che è giù. Però già quello che è stato investito lo possiamo notare, perché abbiamo dei monitor ad alta definizione, ricordo che sono dei monitor a 4K a 55 pollici, che ci permettono di visualizzare in maniera nitida tutte le telecamere che abbiamo sparse sul territorio. Viene controllato con queste telecamere, che una parte sono di videosorveglianza comunale, poi abbiamo il sistema visore, che sono altre 4 telecamere, che ci permette di andare a controllare quelle parti periferiche della città che non erano coperte da telecamere comunali, e dopodiché abbiamo aggiunto altre 5 telecamere di lettura targhe, dove ci permettono di verificare tutti i veicoli che transitano in quella strada, e quindi di controllare il veicolo a chi appartiene, se il veicolo è assicurato, se è revisionato, soprattutto anche se il veicolo è oggetto di furto, oppure magari è un veicolo che è stato sottoposto a sequestro. Quindi ci permette di avere un controllo delle persone, dei veicoli che transitano all'interno di Conegliano. La civica amministrazione ritiene che il comando di polizia locale, per poter essere efficace, debba essere dotato di materiali e tecnologie adeguati e al passo con i tempi. Questo salto di qualità ne è una buona testimonianza. Il sistema del Targa System peraltro libera risorse anche di uomini, perché il Targa System, quello mobile, richiede 2 pattuglie. In questo caso una pattuglia è sostituita dalla telecamera che è fissa, il che vuol dire che si ha una gestione anche più razionale del personale, e in questo senso riconosco al comandante e diciamo, alla parte direttiva di questo settore anche un bel salto di qualità fatto quest'anno per quanto riguarda proprio la gestione delle risorse umane, il fatto di aver istituito la pattuglia appiedata, che credo sia apprezzata da tutti, che quotidianamente è presente sul territorio cittadino, oppure anche il fatto di aver scelto di non appesantire dal punto di vista delle incombenze burocratiche gli agenti, mettendoli invece nelle condizioni di poter svolgere al meglio il loro lavoro istituzionale secondo l'istituto al quale loro sono dedicati. Un sistema questo che permetterà l'ottimizzazione delle risorse, quindi anche di pattuglie sul territorio continueranno comunque a esserci. Diciamo che la nostra città ha anche la fortuna di un presidio di qualità, ma anche di quantità, nel senso che abbiamo la presenza di tutte le forze di polizia e dell'ordine che l'ordinamento nazionale ha, perché abbiamo la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e anche un comando di polizia locale adeguato, per cui dal punto di vista della dotazione, diciamo così, di operatori, sicuramente è una dotazione elevata. Credo peraltro che non sia soltanto elevata in termini numerici, ma anche in termini di qualità, perché a fronte di fatti che magari sembravano essere particolarmente intricati e impossibili da risolvere, le soluzioni sono venute fuori, segno che il territorio è conosciuto ed è un territorio battuto dalle forze dell'ordine.